A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo questo spazio dedicato all'approfondimento dei fatti del giorno con il convegno organizzato da Confartigianato dal titolo Energia tra realtà e percepito, un momento di incontro e di confronto per analizzare la situazione attuale della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ragionare anche sul futuro. Da un'indagine della stessa Confartigianato è emerso che a causa dei rincari energetici sono potenzialmente a rischio molte aziende, 1 su 5. Vediamo. Una ricerca approfondita, quella di Confartigianato, che tra l'altro propone quale esempio anche per adottare comportamenti consoni. Che cosa emerge in modo particolare da questa ricerca? Diciamo che dalle ricerche fatte emerge che gli artigiani stanno già rispondendo a quella che è un po' la crisi energetica. Diciamo che più della metà degli artigiani ha già dei progetti in piedi oppure ha già realizzato degli impianti fotovoltaici. Poi c'è una quota di un artigiano su 4 che sta attuando delle politiche per il risparmio energetico, ma anche per la riconversione degli impianti produttivi in modo da utilizzare degli impianti che diciamo siano di miglior classe energetica, oltre poi ad altre attività, dal semplice risparmio anche abbassando il riscaldamento, rivedendo l'illuminazione elettrica, eccetera. Quindi c'è questo tipo di risposta. È una risposta necessaria perché consideriamo che dalle stime fatte nel 2022 rispetto all'anno precedente c'è stata una crescita della bolletta energetica per gli artigiani della regione di 460 milioni di euro, 345 milioni per l'energia elettrica e 115 per il gas. A livello nazionale si parla di 24 miliardi in più, bisogna prestare attenzione a questo fatto. Quindi è necessario appunto attuare delle politiche anche come passaggio poi a più lungo termine alle rinnovabili per far fronte a questo problema. Parlare a una voce sola e basta dire no a tutto, così il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha esordito al convegno di questa mattina di Confartigianato riferendosi agli interventi da porre in essere sul territorio sia per le fonti rinnovabili che per evitare i danni legati al dissesto idrogeologico, con riferimento in particolare a quanto accaduto in questi giorni a Ischia. Energia, è importante parlarne e lavorare tutti insieme, quindi basta ai comitati del no. Sì, noi dobbiamo lavorare e decidere in modo molto pragmatico. Dire per esempio su un'opera di approvvigionamento energetico, di produzione energetica, è impattante o no, è compatibile o no, se serve o no. Ma non si può ragionare dal punto di vista ideologico, altrimenti rischiamo di fare dei danni enormi. I danni li vediamo oggi. Il sistema Italia, non Friuli Venezia Giulia, ma Italia, oggi ha dovuto riaprire il centrale a carbone, altro che tutela dell'ambiente. Quindi su questo penso che è la sfida del domani, la sfida del dare e garantire un futuro al nostro sistema produttivo, ai nostri cittadini e alle nostre famiglie. La Regione nel suo piccolo comunque ha messo a disposizione dei fondi per quanto riguarda le energie rinnovabili, fondi che saranno sufficienti, insomma, al limite? Beh, insomma, abbiamo messo 100 milioni di euro per le famiglie, quindi per sia alloggi singoli che condomini, una misura importantissima che nessuna regione d'Italia non solo non ha fatto, ma non è paragonabile con l'entità delle risorse. E più di 50 milioni di euro, adesso chiudiamo il provvedimento per le imprese. Quindi anche questo un'energia che da tutela dell'ambiente, ma un'energia che prevede anche che imprese e famiglie possano autoprodursela e quindi ridurre drasticamente i costi che oggi sono diventati insostenibili. Come fare per superare le difficoltà delle comunità energetiche che vogliono nascere? Beh, adesso vediamo appunto il decreto che emanerà il governo. Penso che serva una forte semplificazione. La mia preoccupazione è che nel nostro paese anche idee buone dopo vengono diciamo, minate da un impianto non sbagliato ma estremamente complicato, che rischia quindi di disincentivare la partecipazione anche a iniziative importanti come queste. Lei ha parlato di energie rinnovabili e tra l'altro sta tenendo sott'occhio un sistema che è diverso da quello delle centrali nucleari.
Beh sì, oggi ci sono, ad esempio, stanno facendo gli studi e penso che fra pochi anni, una decina d'anni, saranno disponibili per esempio le centrali a fusione, che non hanno nulla a che fare con le classiche centrali nucleari, ma sono realtà sicure perché non prevedono processi di reazione a catena, sono realtà che non producono scorie di fatto e sono realtà che producono energia verde. È una, ma poi sull'idrogeno, noi stiamo Valle dell'Idrogeno, siamo la prima Valle dell'Idrogeno europea perché l'unica area che insieme a Croazia e Slovenia hanno siglato un protocollo per lavorare insieme, anche questa è un'altra alternativa, noi dobbiamo differenziare le fonti, ovviamente verso fonti green, fonti verdi che non hanno impatto ambientale, ma così da garantire l'approvvigionamento energetico e non ovviamente colpire l'ambiente. Ecco, un'ultima cosa per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, vediamo in questi giorni che cosa sta accadendo, fenomeni che purtroppo si ripetono. Qual è l'intervento? Un intervento radicale a una cultura che bisogna introdurre per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente? Sì, noi abbiamo fatto, devo dire, anche come commissario al dissesto idrogeologico molti interventi, molti sono ancora da fare, però devo dire che si trovano molte difficoltà quando si fanno gli interventi perché in alcuni casi soprattutto ci sono delle impostazioni ideologiche che dicono no agli interventi per tutelare l'ambiente. L'ambiente non si tutela abbandonandolo, si tutela curandolo e facendo gli interventi corretti ovviamente, compatibili ovviamente, ma non dicendo no a tutto, altrimenti rischiamo di danneggiare l'ambiente. Vaia ne è un esempio. Vaia, la prima vittima di Vaia è l'ambiente e i nostri boschi. E in riferimento alla situazione specifica di Ischia, il governatore Fedriga ha detto questo non è il momento delle polemiche, questo è il momento della vicinanza e della solidarietà alle famiglie. Parliamo adesso del banco alimentare. Da tempo non si vedevano così tanti volontari impegnati nel territorio. La gestione della colletta alimentare ha infatti coinvolto persone di ogni età in 700 punti vendita del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. I generi alimentari raccolti serviranno a dare una boccata d'ossigeno a oltre 46.000 persone in difficoltà attraverso 317 strutture caritative. E allora ci aggiorna in diretta dal quartier generale del Banco Alimentare a Pasian di Prato la nostra Isabella Gregorato. Buongiorno Isabella. Buongiorno Alessandra, sono qui come hai già anticipato tu nella sede appunto del Banco Alimentare e con noi la responsabile della comunicazione Clara Braidotti. Abbiamo detto che c'è stata una grande partecipazione come non si vedeva da anni, grande partecipazione di volontari di tutte le età. Sì, grande ritorno della colletta nella sua 26esima edizione, grande ritorno di tantissimi volontari, forse dopo 2 anni di incertezza, di pandemia, siamo ritornati comunque alla grande, abbiamo avuto una partecipazione altissima di volontari, soprattutto giovani, studenti, gruppi associativi e poi tutti gli altri che ci hanno sempre dato una mano, gli alpini e tutti gli altri gruppi che comunque hanno sempre partecipato molto alacremente all'organizzazione dell'iniziativa. Ecco, in questo momento qui nella sede di Pasian di Prato si sta lavorando per raccogliere praticamente tutti i generi alimentari che sono stati donati. Sì, stiamo raccogliendo tutto quello che sta arrivando dalle altre province, oltre che a sistemare e a stoccare tutto quello che è arrivato dalla provincia di Udine. Il lavoro nostro vero e proprio comincia adesso perché gli alimenti vengono appunto stoccati e cominciano a essere redistribuiti a tutte le nostre strutture caritative che sono associate con noi, convenzionate e che ricevono da Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia gli alimenti per i loro assistiti. Ci sono anche delle persone che non si rivolgono direttamente alle strutture e che passano di qua, però non è possibile dare una mano direttamente da qua. Tanto più che ci sono dei numeri per quanto riguarda il disagio, numeri in crescita, una crescita preoccupante. Sì, noi abbiamo registrato come Banco del Friuli Venezia Giulia che in questi mesi del 2022 abbiamo avuto circa 300 persone, tra individui appunto e famiglie, che sono venuti a chiederci una mano e che si sono aggiunti a quelli che già assistiamo, che sono circa 46.000, ricordo sempre in regione Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto orientale. Quindi
addirittura questo numero di persone venute qui direttamente, dobbiamo dire esclusivamente della provincia di Udine. Sì, sì, non sono venute qui direttamente, ma si sono aggiunte ai numeri delle strutture caritative. Parte di queste ci hanno contattato direttamente e, come dicevo prima, probabilmente questo indica il fatto che si trovano in difficoltà per la prima volta. E tra questi ci sono molti profughi anche dall'Ucraina, ma ci sono tante famiglie del territorio, sicuramente. Qui voi avete la vostra sede, ma sarete costretti ad ampliarla perché non avete più spazi. Sì, non abbiamo più lo spazio sufficiente per accogliere tutti gli alimenti che raccogliamo sia con la colletta sia poi nel lavoro che facciamo durante tutto l'anno, per cui noi adesso stiamo utilizzando altri 2 magazzini e quindi anche per noi è una spesa, è tutta un'organizzazione ulteriore, ma ci serve appunto per portare avanti il nostro lavoro quotidiano, che è anche quello del recupero degli alimenti. Ecco, una cosa che a voi fa piacere chiaramente perché vi state allargando, perché vuol dire che il vostro lavoro viene apprezzato, ma dall'altra parte vuol dire che il disagio sta crescendo. Sì, il disagio c'è, si sente, questo particolare momento si sente ancora di più, quello che riusciamo a percepire, quello che abbiamo visto ieri durante la giornata della colletta alimentare è che comunque c'è bisogno, le famiglie si trovano in difficoltà nel nostro territorio certamente, ma c'è anche, come dimostra la colletta, tanto desiderio di aiutare e questo canale del dono, che è quello della colletta alimentare, ce lo ha dimostrato alla grande nella giornata di ieri. Quanto avete raccolto finora? Allora, provincia di Udine 123 tonnellate, tutto il nostro banco del Friuli Venezia Giulia 440, quindi un buon risultato visto tutta la situazione, anche perché se è vero che a livello nazionale c'è stata una flessione del 4%, considerando dall'altra parte l'inflazione sui prodotti alimentari che è circa al 13,5%, il valore commerciale del raccolto è comunque superiore. Grazie a Clara Braidotti, grazie a Simone Caramaschi per le riprese, restituisco la linea allo studio. E noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, tra poco. E allora eccoci di nuovo in diretta con A Voi la linea, torniamo in città, torniamo nel capoluogo friulano dove oggi è stato consegnato il sigillo della città ad Emanuele Scarello con tanto di brindisi in sala giunta con un vino prodotto dall'Ateneo Udinese. Questa la sintesi della cerimonia che è stata seguita per noi da Isabella Gregoratto. Il sigillo della città di Udine, Emanuele Scarello, leggiamo cittadino illustre, rinomato chef 2 stelle Michelin, in segno di riconoscenza e gratitudine per aver saputo esaltare e far conoscere tramite la sua arte culinaria i prodotti e i valori della terra friulana nel mondo. E quindi oggi il grande evento qui in comune a Udine. Che cosa significa per lei essere qui e avere questo riconoscimento? È una cosa spettacolare, come ho già detto, ancora grazie al signor Sindaco e a tutta la Giunta, perché la mia città, la città dove sono cresciuto, dove ho studiato, dove la mia famiglia da sempre al ristorante, quindi oggi sì lo prendo io, ma dietro c'è la storia di più di 130 anni della nostra famiglia e ne sono veramente orgoglioso. Questo però è un punto di partenza per fare ancora meglio. Ecco, come si fa a mantenere la tradizione per così tanti anni pur rinnovandosi? Perché qui sta l'abilità, no? La cucina è questo, no? La tradizione. Cos'è la tradizione? La tradizione è un qualcosa che tu rafforzi ogni giorno e gli dai una vita diversa ma con radici sempre più profonde. Io la vedo così. Gli gnocchi, per esempio, a Godia ci sono sempre in menù, anche adesso con l'idea di un burro e salvia, magari un po' diverso. Ecco, il fatto anche di essere molto radicati al territorio, quindi cercare prodotti locali, valorizzarli e rivisitare determinati piatti. A me piace usare un ingrediente che ha respirato la stessa aria dove vivo io, vede il stesso sole dove vivo io e anche qualche goccia di pioggia, poca quest'anno. Questo è il legame che ho forte con questa città, con questa piccola patria del Friuli. Bene. E per il primo cittadino di Udine, ecco, il fatto di consegnare il sigillo, di dare riconoscimento a personaggi che valorizzano il nostro territorio, è importante. Importantissimo, Scarello ha valorizzato la città di Udine, ricordo
che è un 2 stelle Michelin, è unico in regione per tanto tempo, quindi ha fatto venire a Udine persone ad assaggiare i suoi piatti, e quindi è un valore aggiunto per questa città. E poi lui, come ha detto, ha vissuto sempre a Godia, la sua famiglia è da tanti anni che gestisce un'attività proprio di ristorazione, quindi è un onore per la città di Udine avere una persona così importante che, ripeto, ha dato grande notorietà a Udine e al nostro Friuli con i suoi prodotti. Le viene in mente un piatto per la giornata dedicato a Udine, dedicata al sigillo della città e dedicata a se stesso? Ma sicuramente è un momento in cui prima di tutto dobbiamo pensare che siamo vicini al Natale, ma non dobbiamo dimenticare assolutamente che abbiamo un costo energetico sempre più importante e i prezzi delle materie prime che stanno schizzando. Cosa farei oggi? A sorpresa. Torno a casa e mi piacerebbe fare una pasta all'uovo, ma cercando il risparmio, facendola con la semola delle foglie, perché oggi ho visto un figo con queste foglie cadenti, perché erano proprio secche. Ecco, vorrei fare una semola con la foglia di fico, molto aromatica, così andiamo a metterci meno farina nobile, ok? Abbassiamo tra virgolette il costo, facciamo una tagliatella con la farina di fico e poi sopra ci mettiamo 2 scaglie di montasio. Ecco, questo è il Friuli come lo potrei vedere domani. E adesso con Daniele Paroni andiamo a parlare dell'inaugurazione dell'area antistante la stazione ferroviaria di San Gottardo a Udine. L'intervento ha richiesto un investimento di 300.000 euro, ha portato alla realizzazione di parcheggi, dell'impianto di illuminazione e anche al collegamento con la pista ciclabile. L'area precedentemente era stata ceduta dalla Regione al Comune di Udine. Grazie della linea, siamo nella zona di San Gottardo dove di fatto ufficialmente oggi sono stati consegnati e inaugurati più che altro i lavori che aumentano e migliorano l'accoglienza. Di fatto, Sindaco, questo è un parcheggio scambiatore. Sì, è un parcheggio scambiatore perché qui arriva la linea ferroviaria da Cividale, c'è la fermata, c'è un bel numero di parcheggi per le macchine, fra poco arriveranno anche le biciclette, arriva l'autobus e quindi in questo modo le persone possono passare dal treno all'autobus o altre metodologie per movimentarsi. Era una zona un po' abbandonata, l'abbiamo riqualificata, siamo alle porte della città, proprio ai confini della città di Udine, e questo permette alle persone di arrivare utilizzando il treno da Cividale e spostarsi con l'autobus o con altri mezzi, insomma, per andare verso altri luoghi della città. Senta, questa è una dimostrazione di attenzione alla periferia udinese. Sì, perché questo è un progetto che fa parte dell'Experimental City, è un progetto che ha come cuore dell'intervento l'ex caserma Osoppo, però c'è tutto un sistema di riqualificazione che ha visto creazione di questo parcheggio scambiatore, ma anche i marciapiedi che abbiamo fatto, la pista ciclabile che ci porta fino a piazzale Oberdank, anche quello è stato rifatto abolendo i semafori, quindi sono interventi molto impegnativi. Questo è costato circa 300.000 euro, però tutto l'asse viario che ho descritto ha superato i 2 milioni di euro di spesa. Assessore Zanier, lei oggi rappresenta la Regione, un saluto a Caleri che era indisposto, lei ha parlato oggi dell'importanza della sdemanionizzazione. Sì, è corretto, anch'io faccio anche l'in bocca al lupo al collega in modo che possa essere presente al più presto, però credo che gli impegni dell'amministrazione regionale rispetto a quella parte del patrimonio oggetto proprio del demanio e molte volte con una scarsa capacità di essere utilizzato, quando si trovano progettualità come quella che il Comune di Udine attraverso anche un accordo con Ferrovia Udine Cividale ha avuto la necessità di poter utilizzare per una riqualificazione funzionale di un'area che altrimenti sarebbe rimasta dismessa, questo è il miglior sistema di mettere veramente a frutto quello che è un patrimonio che molte volte risulta quasi inutilizzabile, invece in questo modo diventa qualcosa di estremamente fruibile, anzi dà una prospettiva di valorizzazione anche per il futuro.
Vice Sindaco, noi vicino a noi abbiamo delle caditoie, ma c'è anche una pista ciclabile. Anche questo si lega ai lavori di oggi? Sì, oggi la caditoia che dicevi prima è importante perché qua è stato rifatto completamente il sistema idraulico, praticamente di coinvolgimento delle acque alla fognatura, che prima non c'era. È stato fatto l'impianto di illuminazione, il tutto poi va a collegarsi con la ciclopedonale di Via Cividale che raggiunge il centro. Ma qui è un punto fondamentale perché arriva la rotaia, ovvero la ferrovia Udine-Cividale, e qui ci sarà anche il bike sharing, quindi le biciclette, noleggio delle biciclette, noleggio delle macchine, ma non solo, da qui parte anche la linea degli autobus che raggiungerà l'università, le scuole, e quindi è un punto fondamentale per la mobilità sia lenta sia anche di chi effettivamente può raggiungere col treno e poi parcheggiare magari anche la macchina se necessita, perché qui ci sono i posti per i disabili e c'è soprattutto anche il collegamento allargato anche con l'altra strada che, come vedete, attraversa e poi arriva fino al quartiere est. Sabato sera a Cordenons si sono svolte le premiazioni della Federciclismo del Friuli Occidentale con i riconoscimenti agli atleti che si sono messi in evidenza nel 2022. All'evento ha partecipato anche l'ex CT della Nazionale, Davide Cassani, che ha parlato della cronoscalata del Lussari in programma nel prossimo Giro d'Italia. Allora vi lascio proprio alle parole di Cassani, intervistato per noi da Daniele Micheluzzi. All'Aldo Moro di Cordenons in scena le premiazioni per i ciclisti che si sono messi in evidenza per quanto riguarda il Friuli Occidentale nel 2022. Siamo in compagnia di Raffaele Padrone, presidente della Federciclismo di Pordenone. Un'occasione per rendere merito a quanti quest'anno hanno ottenuto degli ottimi risultati. Sì, anche quest'anno siamo riusciti a completare questo campionato. Abbiamo avuto 2 anni disastrosi come in tutti gli sport, come tutta la società, e quest'anno riusciamo a concludere con la premiazione del campionato provinciale. È stata una bellissima annata perché i ragazzi sia delle categorie giovanissimi si sono messi in luce fino ad arrivare chiaramente ai juniores che riceveranno il premio come riconoscimento speciale. Poi loro hanno ricevuto già la maglia di campione provinciale. Abbiamo una ventina di atleti che ci saranno premiati, oltre a loro chiaramente altre personalità, autorità dello sport, tecnici dello sport e autorità politiche che ci hanno raggiunto e a cui chiaramente il comitato provinciale deve ringraziare soprattutto per l'attività e la vicinanza allo sport. Insomma, si dice che lo sport fa bene, ma notiamo che con tante difficoltà i ringraziamenti vanno anche a loro e soprattutto agli sponsor che hanno creduto e credono ancora in questa attività. Qual è il grado di salute del ciclismo nel pordenonese oggi? Ma nel pordenonese abbiamo parecchie soddisfazioni, abbiamo raccolto parecchie soddisfazioni, abbiamo campioni che hanno vinto titoli italiani, nazionali, addirittura mondiali, europei, quindi io credo che Pordenone e la sua provincia stia sfornando veramente come ai vecchi tempi dei campioni e anche dei campioncini, perché ci sono i ragazzini che si stanno prodigando e io mi batto soprattutto per questa categoria perché da qua a 10 anni se no non avremo il Giro d'Italia, considerato le difficoltà anche economiche e le spese e gli impegni di una famiglia per mantenere un ragazzo a fare attività di questo livello. Quali sono gli obiettivi per il 2023, visto che insomma ci avviciniamo alla fine dell'anno? Purtroppo c'è una nota che abbiamo una categoria che in alcune società del pordenonese non saranno più presenti, che sono quelli degli juniores, ma per pensare di tornare indietro e fare categorie come allievi, esordienti e giovanissimi per poter dare quello che dicevo prima,
l'esplosione per gli anni futuri. Diciamo che il 2023 prevede ancora delle gare importantissime, campionati nazionali giovanissimi anche nella nostra regione. Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo, insomma, approfittando della sua presenza in Friuli non posso non chiederle come vede una delle tappe principali del prossimo Giro d'Italia, che arriverà proprio sul Monte Lussari e che si candida ad essere una delle tappe decisive forse del prossimo Giro. Non la conosco, ma è l'ultima salita di questo Giro d'Italia, una cronoscalata alla prova della verità, e sono convinto che sarà un grande spettacolo, come sempre, perché tutte le volte che il Giro d'Italia è arrivato in Friuli abbiamo sempre assistito ad un grande spettacolo. Una salita sicuramente particolare e anche affascinante, ha detto non la conosce neanche il pubblico internazionale, imparerà a conoscerla, ecco, di grande fascino e molto impegnativa. Me ne hanno parlato molto bene. O molto male, nel senso che molto bene perché è una salita dura, molto male perché sarà un problema per i corridori, però appunto è l'ultima salita del Giro e tra l'altro appunto essendo a cronometro chissà se dovessero esserci ancora alcuni corridori lì nello spazio di pochi secondi se la giocheranno su quest'ultima salita. Per quanto riguarda i nostri ciclisti, i friulani, insomma, secondo lei a questo punto insomma, chi potrà avere delle chance, insomma, anche per altre grandi corse anche in linea del prossimo anno? Ma sai, io sono particolarmente legato a Davide Cimeloai e Alessandro De Marchi, che sono stati tanti anni i miei uomini e sono corridori esperti, non sono scalatori, anche se poi De Marchi è un corridore che va forte un po' dappertutto. Non può essere una tappa per Milan, per Jonathan Milan, ma chissà, potrebbe essere per Fabbro, no? E quindi speriamo che possa fare bene lui. Su Jonathan Milan insomma, un futuro radioso gli si prospetta davanti, insomma, non solo in pista. Ma sai, Jonathan è un campione perché ha già vinto medaglie olimpiche, ha vinto campionati del mondo. Io credo che possa diventare un grande velocista perché non è solo un passista ma è anche molto veloce.